Laura Zagnol, buonasera. Direttore, grazie. Grazie molte. In Veneto si dice che il mancato raggiungimento dell'autonomia ha procurato, diciamo, uno sconforto tra gli elettori. Non è solo per la questione appunto dell'autonomia, anche questo succede anche durante le elezioni politiche, anche europee ancora peggio. È proprio la disaffezione da parte della gente, la passività di non credere, forse non credere più in qualcosa, ma anche, succede anche con la religione, con qualsiasi autorità, con qualsiasi qualsiasi legge, qualsiasi cosa. Praticamente la gente è diventata passiva. C'è questa anche menefreghismo da parte della gente, per cui lasciano che sono molto, questa società fluida e molto egoista, dove non si pensa alla collettività, e quindi il voto, che è molto importante, perché tramite il voto ci si esprime e si possono appunto delegare e tutto questo non succede. Ecco, ma chi non va a votare, sì, no? Premesso che insomma, se non votiamo facciamo male, secondo me, ma chi non va a votare può avere delle attenuanti, nel senso, ci sono delle ragioni per le quali si può giustificare il non voto con così il fatto che la politica non raggiunge gli obiettivi, che non pensi agli interessi comuni. Sì, forse insomma, perché no? Non vedono i risultati immediati, mentre per avere delle leggi, cioè con le leggi, cioè la politica ha un suo percorso, non è che io voto e dopo 6 mesi e mi ritrovo, che ne so, in busta paga più soldi perché mi è stato promesso da quel politico, eccetera, eccetera. Per cui è tutto un percorso e la gente non crede più a nulla, forse anche per questo. Dei folli così al governo del mondo, fino a questo punto non ne avevo mai visti. Cosa ne pensa Laura Zagnol? No, perché al di là di tutto qui non c'entra l'appartenenza, trampiano, non trampiano, destra, sinistra, si tratta di valutare i comportamenti di uomini che hanno le leve del potere mondiale e che se ne escono con queste dichiarazioni, per parlare di queste, perché poi ne sono uscite anche altre altrettanto sconcertanti. Sì, sono sconvolta perché il Presidente degli Stati Uniti faccia certe dichiarazioni. Sappiamo benissimo che c'è lo studio sugli extraterrestri, c'è l'Area 51, ci sono vari studi. Probabilmente non saremo soli su questo universo, però andare a fare delle affermazioni del genere sembra di essere all'asilo, insomma, e ci sono cose molto più importanti. Credo, se non sbaglio, c'era stato Orson Welles che aveva diciamo, cronista radiofonico molti anni fa, aveva annunciato uno sbarco degli extraterrestri ed era successo un finimondo, era uno scherzo, ma ci hanno creduto e quindi la gente subito si è riversata sulle strade, è stato cose da matti, no? Cioè questo fa parte anche così di queste aberrazioni mediatiche con l'intelligenza artificiale, le fake news. No? Avevo sentito anche del progetto Blue Beam, per cui si sarebbero rivelati con questo progetto. Sono tutte cose, i rettiliani, sono tutte cose che mettono in discussione, ma alla fine di concreto non c'è nulla. Per cui non... Senta Zagnol, ha sentito prima Vannacci, no? Qui saltiamo da Re Carlo, diciamo, così, alle nostre vicende. Lei cosa ne pensa cioè Vannacci che vorrebbe in qualche modo rappresentare la destra, no? Più a destra di Fratelli d'Italia? Vannacci ha un potere, diciamo, una cosa bella, che è molto diretto, la gente ne prende molto perché è molto diretto e entra nel cuore della gente. E penso che non possa avere più di tanto seguito, perché non credo. Perché su posizioni è troppo radicali. Sì. Le rapine, le aggressioni, Maranza, non so. Secondo lei cosa manca? Cosa bisogna fare?
Niente, la gente deve tutelarsi da sola perché è impossibile anche aumentando diciamo, la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. Non possono essere in ogni punto, in ogni villa, in ogni strada. Lo stesso succede anche a Venezia, no? Quando ci lamentiamo che non c'è abbastanza sorveglianza, non ci sono abbastanza forze dell'ordine, ma non possono essere in ogni calle, in ogni strada. Per cui siamo tanti e la gente gira, soprattutto c'è questo flusso di persone che viene dall'estero, che viene dall'est, di cui non sappiamo nulla. Tanti sono anche clandestini, non sono registrati e per cui dobbiamo proteggerci da soli. Non dico fare giustizia da soli perché si va contro la legge, però tutelarsi è l'unica maniera secondo me, perché non possiamo pensare che un sindaco possa risolvere questo problema. Sarà sempre peggio, presumo, perché con la mancanza di lavoro e soprattutto anche con questo modo di vivere, diciamo, l'occidentale, possono arrivare da altri paesi in cui si sentono un po' in minoranza e volere il nostro stile di vita e sicuramente le cose peggioreranno e di conseguenza l'unica cosa è tutelarci e stiamo sudamericanizzando, dove arriveremo come a San Paolo del Brasile, dove le cause più, diciamo, quelle più ambite sono quelle all'ultimo piano, dove arrivano con gli elicotteri, cioè arriviamo a questi livelli, arriveremo, perché siamo tanti e non ci può essere il controllo del territorio, è impossibile controllarlo, ci vorrebbero quante forze dell'ordine. Su ogni villa, su ogni casa. Grazie a Laura Zagnolla di Prima il Grazie Veneto. direttore, grazie a tutti. Grazie molte, a presto.